Volevo ringraziare tantissimo la professoressa Maria Grazia Fornaroli del Consiglio nazionale dell'Associazione DISAL, dirigenti delle scuole autonome e libere. Oggi pomeriggio abbiamo avuto l'occasione di realizzare un laboratorio realizzato per i docenti del primo ciclo e secondo ciclo sull'orientamento nella stesura del curriculum di educazione civica. Un tema estremamente importante, estremamente attuale, non solo nelle scuole che vivono nei contesti a rischio, ma in genere per tutte le scuole italiane che si trovano in questo momento particolare a dover applicare le nuove linee guida ministeriali. Ringrazio io Maria Paola, carissima collega che conosco da moltissimi anni, mi ha dato l'occasione di reincontrare la meravigliosa terra di Sicilia, a cui sono legata per studi e per passioni. Il tema dell'educazione civica mi ha molto affascinato in questi anni, ci credo tantissimo, è un'opportunità grande, significativa che la scuola ha in questo momento di recuperare la grande tradizione democratica del nostro paese. Abbiamo cercato di sottolineare come la persona dello studente e del docente, del genitore, nella categoria della cittadinanza possa trovare compimento proprio del suo essere. Abbiamo cercato di sottolineare il rischio di rendere l'insegnamento dell'educazione civica un'ennesima fase di tipo burocratico,